Non te bevi niente, Tine? Ma forse che non bevo niente, i gaito qui del locale che ti è finiti, tutti i gotti che era. Io non so quanto che te bevi, beverò l'acqua del canale Duilio tra poco. Eccoci qua, scusate il ritardo, Vianeo da Mestre. Ines Cantamburlo. Vianeo da Mestre. Cantamburlo Duilio. Questa è la proposta di contratto, questa è la proposta di acquisto e vediamo subito come possiamo metterci d'accordo per questa casa. Innanzitutto io vi devo ringraziare di aver scelto E a me Casa Tevoria Immobiliare. Ci mancherebbe. Diamo un'occhiata al progetto. Sì. Allora, come potete vedere, qui c'è un'ampia area living, zona giorno, open concept. Certo. Beh, Saria? ci vuole oggi. Quella che tutti oggi chiamiamo zona giorno, open concept. È soggiorno, è soggiorno. Ma una volta si chiamava soggiorno, signor Duilio. Sì, antico ti Duilio. Oggi si dice zona giorno. Open concept. corsa. Bene. All'interno dell'area living, zona giorno, open concept, c'è un'area esclusiva a uso della signora che secondo me è una buonissima cuoca, l'area cooking experience. E a cookie espiri. Certo, certo. Sì, a cookie espiri. Una cucina, signor Duilio, la cucina. Cucina no. Vabbè, ma sì, una Va a volta. cucinare soia e io non posso mica cucinare se ho voglia. Duilio, ti non ti si bo neanche da ordinare una pizza per sport, non ti si bo. Tasi, per piacere, con te parli, tasi, va bene? Attraverso un lungo passaggio emozionale. Cosa? Aspetta, come si chiamava una volta? Corridoio. Corridoio, bravo. Attraverso questo lungo passaggio emozionale o corridoio, come vuole chiamarlo, noi accediamo a cosa? A cosa? All'area night con suite padronale Aria Vergine, sul serio? e a camera da letto. E perché non ti chiami camera da letto? Subito, lì pronta la smart storage room. Anche qui Certo, è ripostiglio, signor Duilio. Ma perché non ti dici di postiglio? Fuori c'è l'outdoor lounge. Anche l'outdoor lounge Ma perché spaziosissimo, spaziosissimo. È il terrazzo. Duilio. E non può mancare naturalmente l'area wellness / private spa. E il bagno. Bravissimo, bravo. Ma che bella, accroppiamola subito. Certo, però di qua, bella firmetta. Metta cosa, quanto costa sta casa intanto? In che senso? Quanto costa il prezzo, dico? Non capisco, cioè. Quanti Soldi, dobbiamo mettere, acquistare, questo? appartamento. Vendita! Bravo. Non sei male eredità, che ho domandato quanti sky che costa. Ma signor Duilio, ma il prezzo è l'ultimo dei miei problemi. Forse la pago meno nel caso, mica io. Anche perché con questi soldi qua lei non compra niente. Niente. Lei non compra niente. Mi dica cosa compra con questi soldi. Niente non compro perché non so cosa che sia sto posto. Guarda, Duilio, ti sei sempre il solito. Guarda, delle volte vorrei avere a macchina di ritorno al futuro, tornare al giorno che go su e buttarmi in canale. Bravo, sì. In questo progetto non ho capito a che piano è l'appartamento. Secondo. Ah, con ascensore? No. No, Gesei Sky. Neanche. Ma le stanno mettendo, le stanno mettendo. Stanno mettendo. Un po' naro. Allora, io vi consiglio però di fare prestino, ve lo dico, perché già questa mattina siamo venuti con un'altra coppia, siamo andati a vederla Come hai fatto che non vedi neanche Sky? e hanno già fatto un'offerta. No. Lo so, ragazzi, ma io posso fare una cosa per voi, Io posso chiedere al proprietario, anzi non so, pregare il proprietario. Io mi straccio le vesti di fronte al proprietario affinché aspetti anche la vostra offerta, però famo presto, entro stasera. Bisogna fare subito. L'offerta vuole mia che perdiamo questa occasione. Ma se non avevo neanche visto a casa, non sapevamo neanche quanto che costa. Se sì, incredibile, guarda, Duilio, ora dici che non ti vuoi venire a restare qua? Signor Duilio, lei non sia cancaro e dubbioso, non faccia come il gorilla che si batte sul petto perché dice per mia colpa, mia grandissima colpa. E poi quella è una zona tranquillissima, lì non vola una mosca, hai silenzio regna sovrano, non c'è nessuno. Però se posso dire, troppo silenzio mi fa venire un po' di ansia, signor Vianello. E che problemi che sei? No, signora, di fronte che sei un bar che si è aperto fino alle 4 della mattina Sul tutti i serio? giorni. Certo. Fortuna che è tranquilla la zona. Le piacciono le moto? Sì. Lunedì sera c'è serata bikers. Ti piace cantare? Lo so, è martedì e giovedì che c'è serata karaoke. E poi vogliamo tener conto del valore storico dell'immobile? Scherziamo, il valore storico dell'immobile, stiamo parlando del valore storico dell'immobile. Che cosa? Parliamo del valore storico dell'immobile perché lei qua, in quello che voi chiamate salotto oggi, E che- proprio di qua, Aria l'ho percorsa alla Modello lounge.
In antichità passava l'antica Viania, Ma dai. che era una strada frequentata da antichi romani, sì, pellegrini, un sacco di gente affascinante, insomma, un sacco di gente affascinante. E quindi è storia, lei apre le finestre di casa sua e lei respira questa storia, lei riesce anche a sentire il tintinio delle merci sugli antichi carri che percorrevano la Viania. Sicuro che non sia il rumore dei gote del bar davanti. Comunque dai. Te sei sempre il solito ebete, vada. Comunque se siete d'accordo io andrei a vedere la casa. Andiamo, dai. Anche perché bisogna fare presto perché il piano è sotto ai 17, verge a scuola di batteria. Dopo non riusciamo neanche a parlarsi. No, Dai, andiamo. Vietare. Fortuna che era una zona tranquilla.